Sono Fabio Carboni del sito sardosono.com ed oggi siamo in un paesino della Sardegna centro-settentrionale, a Tada precisamente, e sono qui con Angelo Gabigliera per parlare di formaggi e in particolar modo di formaggi ovini, ma di un tipo particolare. Ma prima di passare alla descrizione di parlare dei nostri formaggi, parlaci un po' dell'azienda di famiglia. Siamo alla quarta generazione praticamente, quindi da sempre noi, i miei parenti hanno allevato e conseguentemente prodotto formaggi. Una tradizione che quasi stava andando poi a morire. Così che mio padre negli anni 90 ha voluto valorizzare questa produzione, che è stato uno dei primi caseifici ad essere certificato biologico in Sardegna, e da allora abbiamo effettuato questo cambiamento e abbiamo prodotto dei formaggi alto di gamma e andiamo su prodotti che vanno sia dai freschi che agli stagionati, quindi parliamo dei classici sardi, e in più abbiamo aumentato la gamma a una linea gourmet, che sono dei prodotti speziati quali quello allo zafferano, pecorino al tartufo e pecorino al pepe. Stiamo introducendo anche un erborinato e in più abbiamo tutta la linea delle creme che sono anche quelle speziate. Il discorso biologico non era già un qualcosa che noi facevamo già al di fuori di quelli che sono i criteri del biologico, quindi già da sempre la nostra idea e quindi la nostra filosofia era non additivare né nel prodotto né nell'allevamento nessun prodotto chimico, è tutto fatto al naturale, seguiamo tutte le fasi della produzione e abbiamo quindi come risultato non può essere che un alto di gamma. È mia premura ricordare che sono prodotti disponibili sul sito sardosono.com. Con questo grazie per l'attenzione che dedicherete ai nostri prodotti, a quelli dell'azienda Gabigliera, e vi saluto. Arrivederci. Arrivederci.